Salve a tutti, qui Edward Van Helgen, sono qui oggi per commentare una nuova partita avvenuta tra me e un nemico chiamato Dr. Tibi nella mappa Tempio Koyasan. Ho riportato una vittoria decisiva poiché il nemico non è stato capace di sfruttare il suo esercito al meglio, quindi ho riportato una vittoria decisiva, come possiamo chiamarla, una vittoria eroica sull'esercito nemico. Tra poco ci catapulteremo sul campo di battaglia per osservare i miei movimenti e i movimenti dell'esercito nemico. Ed eccoci qui sul campo di battaglia, come possiamo vedere il mio esercito è un esercito di medie dimensioni, composto da monaci guerrieri con arco e samurai Daikyu in prima linea, seguiti dagli ausiliari con naginata per un eventuale attacco di cavalleria frontale proveniente dal lato frontale. Successivamente nelle retrovie possiamo trovare le solite unità di fanteria come i samurai con katana e i monaci guerrieri con naginata. Successivamente la mia cavalleria è composta da cavalleria con yari e cavalleria con katana, abbastanza esperta. Andiamo ad osservare l'esercito del mio nemico. L'esercito del mio nemico è composto da molte unità di cavalleria, ovvero 4 unità di cavalleria con Yari e reclute, ovvero non essendo veterani hanno capacità e caratteristiche limitate rispetto ad unità, come possiamo dire, unità veterane. Vanno a conquistare direttamente il santuario, che permette un aumento del morale a tutte le unità dell'esercito, elemento fondamentale. Successivamente l'esercito nemico è composto dalle monache guerriero, samurai con notagi, samurai con yari, samurai con notagi, ashikaru con yari e altri samurai con yari. Successivamente anche i due unità di ashikaru con arco non veterane, per vincere la schermaglia. Successivamente, per evitare che il nemico conquisti il santuario, avanzo con i miei arcieri per contrastare la sua cavalleria che attende la conquista del santuario. I miei monaci guerrieri con arco sono di livello 3, abbastanza esperti, ma non come i samurai Daikyu, appunto livello 8. Infatti a breve inizierà la schermaglia tra i miei samurai Daikyu e monaci guerrieri contro l'esercito nemico, che andrà prima a bersagliare la cavalleria con Yari e successivamente gli Ashikaru con arco nemici. Mentre cerco di mettere il generale nella modalità fine alla morte, che permette di aumentare le caratteristiche sia di corpo a corpo che da tiro alle mie unità, una capacità essenziale per la vittoria di qualsiasi schermaglio, qualsiasi mischia. Ed ecco che fa avanzare i suoi Ashikaru con arco contro le mie due unità da tiro, notevolmente maggiori di grado rispetto a quelle nemiche. Scocco delle frecce fischianti, delle frecce che permettono, come possiamo dire, una drastica discesa del morale verso il basso, e quindi successivamente scocco delle frecce infuocate per devastare il morale nemico. In questa schermaglia riporterò una vittoria, anche perché gli Ashikaru con arco, non essendo veterani, ma anche se lo fossero stati, non avrebbero avuto nessuna opportunità di vittoria, nessuna chance di sconfiggere i miei samurai Daikyu e i miei monaci guerrieri con arco. Infatti il primo gruppo di Ashikaru con arco cerca di tornare indietro perché ha subito molte perdite e quindi, non avendo più capacità di combattere, cerca la fuga. Ma nonostante ciò la seconda unità viene aiutata, come possiamo dire, viene incoraggiata dal generale tramite l'opzione incita e l'opzione chiamata raccolta, che aumenta il morale e la capacità di scoccare frecce, quindi la precisione e la velocità di ricarica. Successivamente non riesco a comprendere, poiché la cavalleria nemica resta in attesa non so di cosa sul frontone sinistro, mentre l'esercito nemico inizia ad avanzare per far avvenire la cosiddetta mischia. Qui commetto un errore, ovvero non
cioè non mette i samurai, gli Ashikaru Koyari in prima linea, perché gli Ashikaru Koyari di solito vengono usati per protezione delle unità più importanti, quindi al fine di proteggere unità più importanti come i samurai con Nodagi, che non posseggono un'armatura ben definita e quindi cadono incessanti contro le frecce. Così a breve farò indietreggiare i miei monaci, i miei samurai Daikyu, e farò avanzare la mia fanteria per far avvenire questo scontro. Successivamente le monache guerriero vanno via, perché sono riuscito a mandarle via tramite le frecce. E così a breve avverrà lo scontro. I monaci guerrieri si scontreranno con i samurai con Nodaki e successivamente le altre unità di fanteria contro samurai con Yari, Ashikaru, eccetera. Inoltre il generale si ritrova bersagliato dalle mie truppe da tiro, infatti a breve scapperà via per evitare di cadere in battaglia, mentre le unità nemiche vengono scoraggiate e infatti il morale cresce costantemente, poiché il grido di battaglia proveniente dagli animi dei monaci impauriscono il nemico, facendo perdere ogni speranza. Successivamente la cavalleria nemica finalmente trova il coraggio di avanzare e cerca di colpire i miei monaci, ma successivamente gli ausiliari con Naginata la contrasteranno. Infatti, come potete vedere, cercano di contrastarla e buttarla giù, aiutati dai dragoni neri, ovvero la cavalleria con Yari e con Katana, aiutati senza dubbio dalle truppe provenienti dalla mischia ormai vinta e dai samurai con Daikyu e monaci guerrieri con arco, che aiutano la mischia, poiché essi si trovano sul retro dell'esercito nemico. Infatti cercano di bersagliare anche il generale chiamato Tibirevu. E così intanto gli Ashikaru Koyari recuperarono il morale per attaccare il mio esercito nemico, il mio esercito alle retrovie. E così, mentre i miei uomini combattono, cercano di fare a pezzi il generale, alcune truppe di cavalleria intanto cominciano a perdere fiducia all'interno di questa battaglia, infatti il loro morale vacilla. Nonostante ciò il generale confluisce questa ritirata e riporta una vittoria decisiva su questo nemico abbastanza inesperto. Qui è tutto, Edward Van Helgen, grazie per la visione, a presto.